onesta mia, scostumatuna, la vado alla cassotta che mi venga una cosa in faccia. Ma perché mi avete preso a me? Io sono un galantuomo! E a chi se ne sono 10 lire, ma anche se ne va. Venite, andiate venna! Mamma mia, finalmente sono stata zitta. Ma te la capirai? Sempre look, sempre strilla. Finalmente un po' che pace. Lucy! Ma quando volete dici che in casa non si fuma? Alla signora gli dà fastidio il fumo! Il fumo! Ma voi, fumo! Senti, Michele, ma come tu ti affini la pizzica stanotte? E come potevi affurnicare roba tanta strilla, roba tanta look? La signora si è dormita con la poltrona e Don Felice marito si è dormito in terra. Mamma mia, ma perché si appiccicano sempre? E perché Don Felice non sapeva sposare così ampresso? E soprattutto con una pazza come te. Una pazza. Senti, Michele, ma tu a quanto tempo stai a servire a Don Felice? Sto a 10 anni, quando moretta la mamma. E prima non ero mai un servitore. Ah, no? Facevo tutto quello che volevo io. Ma se mi riesci a chiedere che sto facendo... Perché che stai facendo, Michele? Ma poi tu bella mi stai chiamando la signora, vuoi Michele? Mi va a capire la signora che può appena esce come tutto fatto, capito? E mo verimmo, si arriva a fare quello che dico io. Tanta fuoca già mettere e tanta cosa già fa, finché non Felice non si sparte la moglie. Michele, mi stai consultando proprio per non capire. Michele, a dove sta che Lucas? Oh, quella cosa, signor? Che Lucas curioso è marito, ma sta ancora stesso landere. No, mo venite subito. Mamma mia che dolore! Mamma mia che dolore! I rini, Michele, adesso Michele mi fanno male i rini tutta la notte a dormire in terra, mai più Michele, a dormire a terra mai più. Sento la schiena che solo cerco di alzarmi, sento tic, toc. E che non lo tocca da adesso a venire? La voce dell'inferno. Muorici che già stai perché che nasceva proprio. Michele, vattene fuori. Aspetta, Michele. Michele, dai, vattene Michele, fuori. aspetta un momento. Michele, te lo voglio. Michele, aspetta. Ma che già fa? E buona una mano su. Poi sta tutta la giornata così, che con sangue che... Chiana, Michele, chiana. Michele, calma la volta. Calma la volta. A dove vai? È mai possibile che ogni mattina a stessa ora si suonatura sotto il balcone? E pare che è chiammi a chi si casca la casa. Perché ci amici? Tazzi. A te, che siamo scusati a nanna. Che non sto trovando più pace. Ma per una cosa, ma per un'altra, ma insomma, io non posso mai stare tranquilla. Tu. Stanotte ho già fatto che l'hanno fatto. E che l'hai fatta per me a nottata? Si capisce. Perché tu mi hai fatto coscere con scarpati. Io? Ma se l'hai visto tu l'indoletta e poi succede chi lo vuoi? Vattene, che hai già trovato l'indolito. Io che sta vita non la posso sopportare più, capito? Ma la voglio sbattere. Non la voglio più. E che sto a trovare? Mannaggia la mia mamma, ti dico che mi sta facendo passare. Ma non ti preoccupare perché mo t'accongi mo. Ma mi accongi prima e poi t'accongi a te, non ti preoccupare. Ecco, mia mamma bella, mo ci pensi io. Mo leo sta salvetta a Don Felice e ci mette sta bella mutante lana. E mo ci facciamo due risate. Uè, Michele, e diceva che fanno? E che poi ne fanno sì, mo se ne voluti fare una tanto secata. Mamma mia, ma pure non sta così, ma perché non si spartono sti due? È quello che dico pure io. Oh, stanno chi ne sotto? Pa faccia loro, non tengono figli. E meno male, se che scema alla dinda e a lucca nessuno. Oh, che puzzata passa nuova! Michele, tienila. Ma che buletana! Michele, porta questo biglietto al suo indirizzo, ma è una cosa di premura, Va bene, eccellenza. Michele, portano questo biglietto al suo indirizzo. Subito vi Ma servo. poveri fare niente. Signor, e che lei che sta faccia? Ma perché mi state pigliando cola? Non ti preoccupare, Rosy, che mo fornisce tutte cose. Nato un po' che si acconge tutto cosa. E andiamo, signor, aspettatevi, facete colazione.
Ho già preparato a giorno questo che piace a voi. Don Filì, ho fatto le uova. E che re? Qui siete sposati da un anno invece voi volete bene, ma pizzicate sempre. Ehi, ma tu non dici che te ne hai fatte tu, hai capito? Oh, queste sono cose che a te non ti riguardano. Ma dico io, tu sei una serva e statti al posto tu. Ma te lo Ma vattene da cucina. Ma guardate un po' così, chi si è già parlato è stato un po' bene vostro. E io che non mi faccio mai fatemi, non mi faccio. Io sono una serva devo rimanere, devo cucinare, devo lavare, devo tirare, gli devo portare la colazione. Tutto bene, tutto in ordine. Oh! Lo sapete la verità? Ma mazzetto, mangi, sì, no, ma faccio ancora più secche che le canzoni, no? E chi le sono piglianate? Questo mai. Ma mangia pure io. Ti no che le strafoco tutto cose. Era pure la sorte che non mettono un chilo. Anzi, mi dio scarfoletti rindolietti, oh. E che l'ho messo? Va bene, questo poi si vedrà. Ma vedi, tu vedi che sto incappezzando e lasciami appezzare. Pure te va a pazzare. A me mi pare che a pizza prima o marito. No, a pizza prima la moglie. Prima il marito. Prima la moglie. Ma già, non è questo e non è quello. È che tu a me mi vuoi contrariare in tutto. Tu hai visto che stavo mangiando e ti ha chiesto non la ci fa mangiare più. La devo torturare, la devo far soffrire. Ma non è vero, no? Non è detto che. E vabbè, e non mangiamo più, ecco qua, è fatta. E io non voglio mangiare più, ma poi stammaci riuno come due cara. E questa è l'educazione che avete ricevuto da vostro padre. Non baccalaio! No, mio padre non era come ricetto un baccalà. Ah, No, mio padre era negoziante di baccalà. Perché ne è la stessa cosa? No, ci sono a ci mancato. Ma perché non pensa a mamma? A che la curtutore non è, mamma ti si pigliava 5 sordi a bucca. T'ha già detto tante volte non parla male mamma, ma perché 5 anni sera? E io ti tante volte che a parte, ma non no. Ma che te ne sei una mutanda? E come che stiamo dando ancora? Già capito? Questo è un altro scherzo che mi hai fatto tu. Aveva rubato, facevo scherzare? Per me è piaciuto, sì, invece del fazzoletto il caldonetto. Ma cara la mia moglie, se questo qua un anno mi voleva una persona seria, una persona importante, ma che figura mi faceva fare? Mi faceva ridere la gola, scusa. Ma tu questo fai, sempre fai libero. Non devo mangiare più, ecco qua, raccontati. Non voglio mangiare più, mangia solo tu, E non ha? A così sto più tranquilla. Mamma mia, sta qua saluto come disgustosa. Insomma, stu cosa due coposi, E poi se la devo tu. E me lo dà la prima e la seconda bottiglia, poi dice che la songhiglia. Dove va bada? Se no tutto sta confidenza, non dai. Non devo leggere neppure. No, non diciamo più, ecco qua. Non leggi. Eccellenza, Da buon Michele. i biglietti sono stati portati. Bravo. Fuori c'è stato Rusella che avevo parlato. Ma non è un momento, Michele. Perché non è un momento. Non è un momento perché io sto facendo colazione. Sto facendo, sto guardando. E voglio sentire che poi. E io no. E io sì. E io no, e la moglie deve stare sotto al marito. Ah no, mio caro, ti inganni. Sei tu che devi stare al di sotto di me. No, io sotto a te momento quando dighi come si dice, Michele. Ogni tanto quando mi conviene, poi con gentilezza che mi ha fatto. Ma quella gentilezza mica fa l'altro, si fa muovere il capo. Che scemo. Rosè, trasa. Tu sei vai dicendo che puoi trovare. Eccellenza, fuori c'è sta una persona che è venuta a parlare per la casa al primo piano. È uomo e femmina. È una femmina. Ah, è una femmina. Quelli è indisa. È una femmina. E che già fa che una femmina, che già fa? Ma da questo biglietto li gitano. No, fammi. Adamo. Oh, sto. Emma Carciò, ballerina. Ah, è una ballerina. E tu che l'hai detto?
Io ho già detto che un padrone mio non affitta in casa femmina senza uomo. Brava! E questa è la risposta. E che oggi viene un signore per parlare con il padrone. E ci perde la pena? Ma perché ci perde la pena? Perché? Poi perché non voglio che a casa che mi ha lasciato, però ho dovuto. Ah, felice memoria mamma, GS abitana femmina Ma che... in questo modo sta casa noi non affittiamo mai. Ma come non portarmi voi? Resta in sfitta, non ci voglio mettere i palumari. Ma in questo momento ti voglio far presente che il padrone della casa sono io. No, mio caro, ti sbagli. La padrona sono io. La casa è roba mia. Prima era tu, ma mo è da amica, Ah, per sì? te. E che sarà tu O prima quando vuoi tu. Ma tu sei a telefono? No, signor, venite. La città di fare perché tu stamattina ha detto meglio una cosa in Ma non ti mi una cosa in faccia, e come stanno stamattina? Io vengo qua che ho già avuto un biglietto da casa, lo primo piano che tormento. E che non mi faccio, mai faccio, mi non mi faccio. Io a questa casa me la mi devo trovare un altro servizio. Ma caga un ghiaccio da sangue! Come hai detto? Che la casa è roba tua. Non è. Io ho visto la casa che sposò. Ah, sì? E che stanno di poco prima se è roba tua o roba mia. Perché questa è una cosa che la deciderà il tribunale. Non la puoi decidere certamente tu. Passi una bestia, un cretino, un imbecille. No, no, ma mi piace assai l'idea. La casa è roba mia. Insomma, tu saresti il proprietario. Sì, sì, sì. Il padrone. Sì, signore, padrone. Ma proprietario di che cosa sei? Di baccalà forse? Tu puzzi di baccalà che appesti! Puzzi! 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 Fali! Tu puzzo! Ma che te con scelle e bacca sotto il braccio, me lo so accorto. Ma in sono messo ordine, sto come lei mangia sta chitta. Ah, Don Felice, ma che facessi? Visto ma sposare? Ma visto va così bene? Ma ti ricordi, Michele, ti ricordi prima del matrimonio che bella vita che era la mia? Tutte le sere divertimento, teatro, festa, cena. Michele, femminaccia, e quando è proprio una da voi. Ecco lì devo provare. No, Michele, mai arrendersi, io sono giovane, Michele. Oggi mi andate a chiamare l'avvocato, ma voglio spartire assolutamente, Michele, mi devo dividere assolutamente. Benissimo. Prego, prego, da questa parte. Sta suonando solo campanello. Dica alla signora che è venuta un'insalata e una vanilla. Che è arrivato Anselmo Raganelli, abrogato, avvocato. Subito, ma che te un trichigrato, visto il nome? Scusate, voi siete un avvocato? Io sto avvocato, non ci viene arrivato. Io sono avvocato civile e penale. Tu cosa faccio, cosa figura da fare Stai l'avvocato? vicino. E oggi a Pasquale. State a vedere che per fare voccolo, per fare l'avvocato ci vuole la laccia. No, produsino. Ci vuole la faccia. Che la lenza deve essere E se buona. no come pesce? La lenza deve essere buona. Me ne so accorto. Ah. Prego, avvocato, da questa parte. Vado sabato. Ciao, cognato. Vengo subito, vengo. E beh, io voglio sale e E pepe. qui da padre? Io voglio sapere a te. Senta a me. A te, chi ti dà tanta sconfidenza? Chi ti dà tanta confidenza? Io voglio essere Ma sfilato. perché avvocato è stato appilato? Io voglio essere spiegato. A quanto a Molto male Valer. A quando e dove noi ci siamo visti, hai capito? Ah, tu non sei il 22, 82 anni. tu sei un servitore. Sì, signore. Ah, e tiro bocazzosa. Tieni educazione. Ah, poi parlerò. Tu si sceme io, no! Parlerò con pallone e carta e ti faccio mangiare 6 pizze. Uè, si è accorto pure l'avvocato che uno li dà basta, E ti faccio mandare dal servizio. E beh, io sono Carlo III. Avvocato, sono cambiare Napoleone, guardate! Io sono caldo di testa. Avete capito? Ah, ti posso pigliare pure appassionato a basso. Io ti piglio appassionato a basso, capito? Me ne va che in capo con la fantasia, con la fantasia ti piglio appassionato a basso. E beh, io te l'ho rotta a pippa, la siroca, la trezza e la quaglia. Io te l'ho detto la prima, la seconda, la terza e la quarta. E moglie la fanisce, mo! Moglie la fanivo! Ah!
fatti fitti. Hai già fatto? Fatti tu. E mo fatti tu, scostumata. Capito? E pure tu. Scostumata. Sta avvocato con me bellileno un po' cagato. Chissà per giorno quando saranno, mica. Ma ad essere curioso quando difende a qualche turno. È permesso? Chi siete? È in casa del signor Felice Sciosciamucca. Sì, signore. Ma io sono l'avvocato Saponetta. Ah, Saponetta. Adesso vado subito ad annunziare. Bravo. Michele, senti, qui vivi. Don Felice Caro carissimo. avvocato, con quanta ansia vi aspettate? Addirittura. Ti posso offrire qualche cosa? No, vi ringrazio. No, una piccola cosa. No, mi offendo. Ci penso io. Michele, Cino Bar ripete e parla una bottiglia ordata e due pasti, ma veloce però. Subito vi servo. Prego, accomodate. Grazie. Avvocato, mi dispiace se vi ricevo in questa stanza, ma capirete, per andare in galleria bisognerebbe passare davanti alla camera di mogliere, ma io non voglio. Ma non vi preoccupate, non c'è nessun problema. Sì. Ma ditemi di cosa si tratta. Avvocato, voi mi dovete aiutare. Avvocato, voi dovete essere il mio salvatore. Io sono nelle vostre Ho braccia. capito, ma se non mi dite. Ma voglio spartare la mogliere. Ah, vi volete separare? No. Separare, ma avvocato, ma qualunque cifra ci vuole, io non tengo problemi. Ah. Perché io sono ricco, mio padre mi ha lasciato bene e quindi fino a 50 lire mi posso esporre, non ci stanno problemi. Con 50 lire non ce la fate. Avvocato, mi sto offendendo, gente che mio padre mi è rimasto bene. Io sono 50, sono 53, 54, 55. Io sono ricco, voglio la separazione e ho 1000 motivi per averla. Benissimo. E quali sono questi motivi? Quali sono questi motivi? Cavalleria, ad esempio, io vado pazzo per tu. Mi piace assai. E beh, che da nanna che siamo sposati non me l'ha voluto mai cucinare. Perché dice che un fagiolo sono cibo cattivo, che fanno male. Vabbè, Don Felice, su questo un poco di ragione ce l'ha, Forse un poco di ragione, poco ce l'ha perché quello, come si dice, quello o fa solo il saporito. Ma è un poco scostoso. E da pure intanando questo che cos'è? E io voglio scendere a carrozza e non signore, voglio a pera. Un giorno a prestino, non ci c'è una camera da pera, non signore, voglio in carrozza. Avvocato, voglio la separazione, non la faccio più. Don Felice, ma queste non sono ragioni che sono valide per una separazione. Voi non mi avete detto proprio nulla. Nulla. Sì, ma secondo voi davanti al presidente posso portare un fattere fagiolo vostro? Sì. Può essere che troviamo un presidente di tribunale che le piace il fagiolo e me l'ha ragione. Don Felice, qua ci vuole una ragione più positiva. La ragione più positiva. Certo. Poi voglio raccontare un fatto stanotte. Ah, vi è un fatto. Lo fatto. Avvocato, io giuro un intero mi fanno male i rini. Venite che va conto, venite che... Allora, venite qua, settate, venite a preso a me, settate che... Poi voglio raccontare. Capite, avvocato, quando all'inizio ci siamo sposati, lei mi fece intendere che voleva dormire sempre con una lampa appicciata, a differenza mia che se la stanza non sta completamente allo scuro non piglia sole. Guardate un po', proprio due abitudini completamente diverse. Bravo, due attitudini diverse, esattamente. E allora io pure per accontentare, picciavo, avvocato, però io furbo, quando lei dormiva, mi susevano da volte e gli va stato tutto quanto. Bravissimo. Ma può dormire pure io, avvocato, se no dormivo solo io. Certo. Stanotte se ne è accorto. Mannaggia. Chi ha studiato le lampe? Si saranno spente da sole. Ci ha creduto Ma lei. quando mi ha creduto, tu sei stato, povero morto a me. Si è esce fuori un balcone, ha cominciato a luccare. È venuto Rutello alla camera, è venuto Michele alla camera. Avvocato, sono venuti i pompieri. Addirittura. Anche che se il lucco che faceva, se pensava che si era pigliato fuoco, un palazzo. Comunque poi ci siamo andati a addormentare. Avvocato, voi capirete, dopo tutte queste questioni, ormai io e mia moglie, uno dorme una pizzeretta, è una danata, Vabbè, ci sta, ormai ci è sta. finita. Potevano essere 3 stanotte, quando è bella e buona, ma senti, scuttare un bacio un colpone, No, no? aspetta un attimo, Don Felice, e quello lì è il polpaccio. No, avvocato, io mi sono detto scottare un bacio un colpone. Ho capito, ma si chiama polpaccio. Ho sempre detto E colpone. avete sempre sbagliato, si chiama polpaccio. Ma forse in legge si In chiama. legge, secondo voi la legge cambia le parole? Don Felice, per Avvocato, favore. chiamatelo come volete voi. Comunque mi sono sentito scottare e indovinate che è? Una bottiglia d'acqua bollente. Cosa c'è di strano? Come? Tutti quanti d'inverno utilizziamo una bottiglia d'acqua bollente. Veramente? Ma pure io la utilizzo. Ma quello c'ha un nome particolare. Come si chiama? Il monaco. Comunque vi stavo dicendo, ma gentile sei scuttore. Io già visto che vicino alla coscia, Il monaco.
Poi chiamiamo la bottiglia. Ma fa impressione per il comune che abbraccia la moglie e motorino. Vabbè, chiamiamolo lo scandale. Chiamiamo le scarpalette, esattamente. Ma io volessi sapere, ma chi l'ha messo nelle... Ma chi ha messo a poco lei per fare il torto a me? Ma siccome io sono furbo, io a notte dormo con due chiuso, uno solo, ma già imparato a fare esercizio. Dormo così, no? Ha già visto questa cosa? Siamo in una porta sopra. Che l'ha fatto più esercizio di me, perché se no non così, se no non così, no? Ha pigliato la porta dalla parte mia. A poco la votti, si può rompere la bottiglia. Ma non ce ne siamo accorti, no? Dalle pure mentre stavo rompendo saporitamente, mi sentivo e gamba tutto un po'. Di un'acqua umidiccia, tiepida, azzecosa. A poco mi ha aiutato a affacciare che era gialla. Ma pensate che tu, madonna mia, vorrei che tutta questa agitazione, un balcone, trase, pompiere, è stata qualche mia mancante involontaria. Questa è bellissima, vacanza involontaria! Ma non era. Ah, vacanza involontaria! Lui la vacanza involontaria! Allora ma dovrei ridere. Anziché sti qua che si mette a ridere. A poco, io scarfaletta, un muro che come ho chiamato pure non lo voglio vedere più. Ma ditemi una cosa, Sì. ma lei vi ha portato qualcosa in dote? Sì, per dote mi ha portato questo palazzo a casa. Mica ve lo siete già mangiato? Per dote mi ha portato questo palazzo a casa. Ho capito, ma mica ve lo siete già mangiato? Un palazzo a casa. E io palazzo a casa, Tu pasticciotto, palazzo a casa, si può mangiare. state ma a sentire, sì, volevo sapere, quando ve l'ha dato, era intatto? No, a spese mie che ha già fatto cornicione. Era pulito? Affacciato innanzi, sì, adesso era poca umidità, però ci faccio fare. Ma che State ma a funziona? sentire. Sì. Ci sono ipoteche? 3. 3 ipoteche? No, avete ragione, 4. 4! Sapete, Gigino può caro un mese fa basta. Ma che c'è È comoda, la zona è comoda, uno ha speso pure State ma la a sentire, ci sono delle iscrizioni. avvocato, ma ipoteca l'iscrizione c'è la stava fuori. 17! E qua non mai dare i tutti anche soli, che... Va bene, per favore, state ma a sentire a me. Sì. Volevo Gigi, state ma a sentire a me. Volevo dire, ci sono delle ipoteche, delle iscrizioni, insomma, ci sono dei debiti. Ma quale riebba, ti ho detto che mio padre mi ha lasciato bene. Beh, per visti sto palazzo a casa che vengono sempre questioni. Ogni giorno palazzi a casa, o mio tuo, o mio tuo. Avvocato, mi dovete credere. Vengono giorni che quando mi ritiro, non volessi vedere palazzo a casa. Non lo lo voglio dite vedere. nemmeno per Però scherzo, fastidio, don no, Benito. mi Ma ditemi una cosa, Sì. ma quando avete questi contrasti con vostra moglie, ci sta qualcuno presente? Sì, Michele Camariere, lui là, serve, ci stanno sempre. Queste sono persone da voi salariate, non servono. Chi è? Chi succede? Il monaco. No, l'amore, dopo vi state a sentire a me. Sì. Voi dovete fare in modo che con vostra moglie dovete essere sempre dolce, Io? dovete accordarla in tutto. Poi? E poi quando ci sta un testimone estraneo, tipo un vostro amico, dovete fare in modo che lei praticamente a contrastarvi per prima. da cominciare. Che vi dico qualche parolaccia, Tutti i giorni. che vi minacciasse. Tutti i giorni. Non vedi, addirittura davi uno schiaffo. Poi? Non vedi, se qua prendiamo uno schiaffo, siamo a cavallo. Lo dovete prendere anche voi. No, Fugo. No, Fugo, ma voi avete detto, a un po' lì, se noi prendiamo lo schiaffo, stiamo a cavallo. No, bene, ma che c'è zecco? Noi avvocati parliamo sempre in terza persona, diciamo, facciamo. Ma sai mica che bravo. c'è capito. Quindi se io prendo uno schiaffo, poi ho diritto alla separazione. Bravissimo. Fugo, grazie a Non Dio. ve li ricordatevi? Sì. Un bello schiaffo, un testimone. E un cavallo. Bravo. Arrivederci. Grazie, Fugo, grazie, arrivederci. Bravo. Ma ci scudo un cavallo, ma ci scudo è importante. Sto pensando, ma lei è un schiaffo, che lei giovanile, che c'è la giovanile, ma tu testimone a due picchi. Ma mi faccio, magari chiama Gigino Puto caro, questo è io, ma Signori, arriva a Lecce. Ah, partiti, avvocato. Arrivederci. Arrivederci. Voi avete cercato. Io. Voi dovete cercare di essere 12 e 12. 36. Docile. Ah, non va facile pigliare lo stipone la ventresca. Ah, Andresco. Non vi fate prendere dallo stimolo della vendetta. Ah, no. Facite con l'astre venaisca. Oh, là. Fate che il contrasto venaissa. Ah, sì. Ma raccomando, sempre con la testa di limone a nanza. Una capimone. Sempre con un testimone avanti. Sempre, sì. Ah.
Voi avete visto? dici. L'avete maniata a chiaia e io sono cornuto. Oh mamma mia, ne puoi sapere fatto questo poco? Mi avete mandato a chiamare e io sono cornuto. Voi basta che mi mandate un biglietto. C'è una bella partita. Un biglietto e io subito vengo. Grazie. Signor, Dici. voi volesse una nucuni? Oh, no, mi piace. Io vorrei dare un consiglio. Dimmi. Voi poi mi mettete a tavola. E vi maniate un bello morto. Così. Morto, mamma mia, mi fa pressione. Vi mangiate un bel morso. Sì, Capo e pantaloni. Carne e pollo. Carne e maccheroni. E poi vi fate tutta la Oh, salute. tu mangi ancora poco, Tom, capite? Ve ne fate tutta salute. Signore. Arri. Cavalluccio. Arrivederci. Arrivati 10. Arrivederci, signore. Arrivederci. Scusate, la grava non sta buona. Oh, come mi dispiace. La grava non sta buona. Sapete com'è? Quando uno va a fratto. Quando uno va di fretta, la lingua si imbroglia. La lingua si imbroglia. Vi volevo chiedere una cosa. Riuscito. Signore, la canna può bollire, può pigliare. No, dovete fare un po' di là. La carta bollata, ma la pigliare. E il saldo mi date dopo. Mettiamo sotto. I soldi me li date dopo. Va bene. Uovo. Gallina. Di uovo. Signor. Docce. No, dolce. E la colla assai. E la calma assai. Arrivederci, buone cose. Parla un poco strano, però è un buon avvocato. E mo prima se ci riesco. Mannaggia, quando nasce sfortunata, è il destino che da pure sfortunato. La mattina la sera sotto per avere rotto la passata con cristiano. Chi ci non vuole che raggio tu metto ora prima? Mannaggia, no. Sei stato. Amoruccio! Tesoruccio! Ti stai acculturando? Sì, lo faccio per te. Ti vuoi mettere? Ma non ti preoccupare, tu vai benissimo così. Che bella luce che hai oggi. Ma tu sei tu che me la mangi. Troppo buona, troppo grazie. buona. Fammi studiare la sigaretta che è la più buona, dice che lo fumo le fa male. Che succede? Folli! E perché hai studiato la sigaretta? E perché io ho pensato che il fumo la guasta ci fa male, ti mo la spengo subito. A me? Ma quando? So che ti dà fastidio. Fuma, marito mio. A me, mi fa piacere dovrei che tu fuma. Viene per pigliare la sigaretta a mano da sta casa. Eccellenza! Ma che buono! Fuori c'è sta una persona che è venuta per la casa con prima piano. E chi è? Un uomo non me l'ha voluto dire. Può farlo tra sì, eh? Subito, eccellenza! Chiaro! Va, buon Folli, ma riesce niente, me ne trasferire. No, e perché tu puoi restare qui liberamente? Ma sarebbe un'imprudenza quando un uomo viene per parlare d'affari che la moglie fosse presente. Ok. Parlaci tu con questo signore, vedi che cosa vuole, che cosa desidera e poi se vuoi mi fai sapere di che cosa si tratta. Ma tu lo sai, no? Che se io ho voluto sapere qualcosa del passato è stato così, per pura curiosità, non per altro, perché tu sei la perla dei mariti, sei il modello dei mariti. Io dubitare di te. No, ma amore di... Ma io non ci ho mai pensato a questo e non ci penserò giammai. Hai capito? Dio mio, veloce. Parlaci tu con questo signore. Vedi che cosa vuole, che cosa desidera. E poi se vuoi, ma se credi, mi fai sapere di che cosa si tratta.
Maritami tutto profumato, caro. E a questi ubacchi non l'ha mai. Permesso. Chi te la chiude troppo con scatole e cerine? Don Felice Ciosciamotto. Sono io a servirvi. Favorirmi sempre. Ma prego, accomodatevi. Grazie. Chi lo quando riguarda porta un po' cumpino sempre, signore, avete sbagliato, non è qui, è all'ultimo piano. Che cosa? La fotografia. Che già paga fotografia. Vado fuori tratto. Niente affatto, io sono venuto per parlare con voi. E giusto che vado misi in poso. E quelle graziosità che tengo io. Io sono tutto grazioso. Bello, bello. Adesso vi volete sapere io come mi chiamo, ma quando ho detto che sono venuto a fare, che ve ne importa? Che ve ne importa? Sentite, a me siamo puliti dice bene, no, che me ne importa. Stamattina è venuta una persona per fittare la vostra casa al primo piano. Sì, una certa Emma Carciofo, ballerina. Per l'appunto. Sì. E le è stato detto che il proprietario non voleva fittarla a donne. Sì, perché così vuole mia moglie, capite? Avete la muovo anche la polizia. Me lo sono immaginato perché forse ha inteso ballerina e va troppo che segreta. Ma vedete, ci sono le eccezioni, ci sono le buone e le cattive. Emma è un angelo, Emma è un fiore di virtù. Scusate, ma voi a questa Emma, che la siete opata? Opa! Che bastardo! Sono uno che ne vuole bene come una figlia. Anzi, Mauricio, come la conoscete? A me non mi interessa. E vi dico stesso. Grazie, da. Un giorno, Sì. mentre passeggiavo per via Caracciolo, Ah, perché lei là va a passeggiare a via Caracciolo. sì, spesso al giorno. E a notte, a dove vai? A notte? E a Toledo di moda si porta, ve l'ho detto, io sono tutto grazioso. Brutta, brutta. Vi dico la verità, Sì. la sua bellezza mi colpì. Che si camminava andando e io Arete. ma tutto insieme venne un forte temporale, lampetrone, un'acqua tremenda. La poverina stava facendo un bellio, colpì l'occasione, mi ci affussare e dissi: signorina, riparatevi qui sotto. Ah, pure se ne fuete, scappò. Perché dovevo scappare? Perché dovevo fuggire? E voi ci sta facendo la voce. Signori, ripete qualcosa sotto. E qui è il tono galante, ve l'ho detto, io sono tutto grazioso. Siamo belli, E infatti accetto l'invito e le accompagnai fino a casa. A casa vostra? A casa mia. Non voglio mai al cielo! Io sono mogliato! E se avremo di mai la coppa basta! Voi siete ammogliati? Sì signore! L'accompagnai fino a casa sua e per strada mi raccontò tutta la sua storia. Vi dico la verità, mi fece tanta pena e tanta compassione che sono 8 mesi che non sono fidato di lasciarla. Ma questa balena, sta Emma Carcioffa, lo fa che voi siete ammogliati? Oh, adesso non sapo niente! Sapo niente, no. Vedete quanto l'altro giorno mi disse: mio caro, perché non mi sposi? Ah, e voi furbo che lo rispondiste? Trovai subito la scusa! Bravo, bravo. Mi dissi: papà non vuole che io mi ammogli! Papà vostro? Sì, signore! Scusate, papà vostro in da Bibbia chi è? Giacobbo, Noè, Abramo? Volete cercare un po' che mi chiarire? Alzano poco, caro signore, col conto che vi posso fare, quanto può tristo cristiano? 124, 125, 126, ah che non cavallo! Ma che portiere di mio padre! 42, 43, 44 anni! È giovane, ecco! È giovane. Aspettate perché mo mi stanno venendo un po' di curiosità, ma questa Emma Carcioffa, sta ballerina, perché poi non vuole più abitare dove sta di casa adesso? Perché? Per la lontananza che tirate al teatro! Ah. Lei abita Gira, lo sto dicendo. sopra la Ah, cesaria! sopra la cesaria. È stata scritturata al fondo! E come può la poverina andare e venire 3 o 4 volte al giorno? Aveva ragione, ci metto fino a fuori E la vostra casa è proprio data, è qui vicino a mezzogiorno. Ci metti in mattavola a mezzogiorno. Mi hanno detto che si paga 70 lire al mese. Sì, sì. Voi se me la date vi do un'annata anticipato, l'ho portato con me 840 lire, 840 lire, 840 Ha già lire. capito? Sto pensando che questo fosse un buon testimone, questo fatto la pizzica bene certo. Signore, mi deve perdonare, ma io devo prima interpellare mia moglie, sapete?
Senza il suo consenso io non faccio niente. Bravo, si vede che siete proprio un marito affezionato. Come avete detto? Marito affezionato. Ha ricordato questa parola. Perché me l'ha già Poi ricordato? se catrici coppa una parte casa ci. Aspettate, come me la faccio chiamare? Rusella! Rusella! Ma vogliamo sempre che sto cucinando! È straniera, non parlano la nostra lingua. Vabbè, vai a chiamare mia moglie e farla subito uscire. Subito, eccellenza. Poi vediamo un attimino mia moglie. Signore, arriva, signore. Arriva. Il profluvio femminile. Non mi conviene, la venite qua, non mi conviene proprio. Ma vediamo mia moglie cosa dice. Vediamo, una parola voi, una parola io. Ecco la signora sta per Grazie. Prego. Poveri. Signore. Signore. Uè, ma tu e tu ci sta sempre da me! È straniera napoletana. Non mi conveniva, venite qua. Cara Amalia. Un marito mio. Rispettabilissima signora. Signore. Cara moglie, il signore è qui per l'affitto della casa del primo piano. Ah, bene, avete fatto l'affitto? No, tu lo sai che io senza il tuo consenso non faccio niente. Il mio consenso, io che serve? Il padrone sei tu, marito mio. Ma quando mai la padrona sei tu? No, sei tu. No, sei No, tu. sei tu. No, sei Sei tu. tu, Sei sei tu. tu, Sei sei tu. Ah, che sto quando so paranella. Insomma, c'è un immarà. Se tu c'hai ora d'angelo. Io per me già Ma che per me? E per il malato per senza niente. Mi vedo un'andata anticipata. 840 lire, 840 lire, 840 Ha già capito? Signore, non si tratta di questo, è che mia moglie non sa che la casa non serve principalmente a voi. Ah, ma non serve a noi. No, e che ti chiamò a fa? O signore sputasse casa di una mucche. No, non vorrei stare, ma se tu mi facci sapere fatte mie. Ma non importa a me, la casa serve per quella certa ballerina Emma Carcio. La ballerina. E che male ci sta? Ma già capito, vuoi fittare la casa alla ballerina? Voglio, ma io non voglio niente. Se tu credi sono contenta, la tua volontà è pure la mia. Brava, vera moglie obbediente. Scusate, come avete detto? Vera moglie obbediente. Ricordatelo che sta È facendo. perché me l'ha già ricordato. Non prego, ma dipende da voi. Aspettate, che mi stracciaste i panni a colpa quando è certa morte, ma moglie mia, cara, tu stamattina eri tanto avversa a affittare la casa alla ballerina e mo! E mo si è fatto capace e mamma no. Ma quando mai che lei sta semplice che non l'ha mai avuto affittare? Io! Pochi poveri. Ma moglie mia, cara, tu stamattina quando hai solo intese che a casa serviva anche la ballerina, no tu poco stai facendo con la cavalleria! Sì, ma tu sei pazzo! Pazzo! Signore, ha ricordato che mi ha chiamato pazza e sì! Tu tieni ragione a mi chiamare pazza perché sei in un posto stata pazza! Non mi avessi sposata la stravagante come te! Stravagante, signore! Ha ricordato che mi ha chiamato stravagante! Signore, un anno che sto all'inferno, questa non è una donna, questa è una tigre! Tigre! Signore, ha ricordato che mi ha chiamato tigre! Che c'è un internet carta. A te, levata, tu non eri degna di sposarmi! Io non che la mamma ti faceva la purtuta! Signore, la mamma che ti pigliava 5 soldi buoni! Quello prema a me. La gente tanta volte non parla male, mamma, mi hai capito che la mia famiglia te ti ha nobilitato! Ah, mi ma nobilita! Ma virare te miei! Io ti trovo in terra non marcio appena, ma tu coppiello! Senza coppiellate! Baccalaiolo! Baccalaiolo! Signore, ricordate che mi ha chiamato Baccalaiolo! Vattene, va! Zantraglia! Zantraglia! Signore, ha ricordato che mi ha chiamato Zantraglia! Bella! Signore, ma che altro volete sentire più? Ah, stu porca! Porca! Che cosa è da parare? Signore, ha ricordato che mi ha chiamato porca! Signore, ma come vi chiamata? Come vi chiamate? Come mi cagno non me l'avesse sanguinato. Come vi chiamate? Nicola Covirci. Dove abitate? Mi ha visto il numero 17. Bene, andate bene, andate bene. Signor Vito Pagacca, come vi chiama? Questo. Scusa, dove abitate? Dove abitate? Salita Santa Teresa. Numero Va 80. bene, me la potete? Signore, andate bene, rimane parlando, va. Andate bene. State fischi tutti e due che sono dei pazzi. E me ne vado. Scappa. Magari è maricina. Salvato un'ora di ring, salvato. Siamo stanco bello. Come mi hai chiamato Zantraglia? Zantraglia. Zantraglia e mezza. Te! Oh, schiaffo. Un cavallo ci sta. E un testimone non sta. Che
addirittura, se ci stiamo qualcuno andando, poi avevo la prova lampante che... Questo è un qua, e avete visto? E come no? E che hai visto? Ecco, me l'ha già visto! Che era un buffottone! Bravo, e c'era con me! Allora, buongiorno! Tarantè, m'arriva che ti spizzarino che si musica forastiera. Tarantè, mo cuba Renzi, mo cuba chi di napolitano non canta più. Se sciatassero tutte canzoni in un secolo fatte a Napoli, prima di musica e ne. Date 1000 tu tamburo, voglio proprio attorno a me. Qua spagnolo, qua americano, ma so credo non fanno apposta, che se musica paesana, che ste fanno la casa nostra, chi ste in Napoli quanta balla, tarantella, tarantella. Tarantè, d'amore zoccolo columbino con cenello con cucurona. Tarantè, così spagnolo si parigina, gente si crede che è novità. Non per dire che sia scoperta l'America, basta sentire per tutto il mondo cantare. Con chitarra e mandolina, funicoli, funicola. Non fanno apposta che ste musica paesana, che ste fanno la casa nostra, chi ste in Napoli quando balla, tarantella, tarantella. Che ste musica paesana, che ste fanno la casa nostra, chi ste in Napoli quando balla, tarantella, tarantella. Non ce la faccio! E chi la casa madrona? Noi! Un espriaissi che a me si volesse vedere! Dietro, ma ieri sera a prova generale dietro la meglio. Ah, non c'è un cantante è stato innamorato troppo bene! Ah, meno. Però che tu canti un ballerino, primo ballerino, hai detto una mossa e panzavetta a fiaca! Non si è capito niente qua! E non ti dico un macchinista! Aveva fatto una scena dalla caverna, facendo scendere la neve, facendo scendere! Non ti dico proprio, l'impresario sta con manovara! Un maestro e balle, che tu dica? E gira, ci trullare va a finire! E che ride a fare? Non riuscite dentro, a me mi scappa a ridere. A te ti scappa a ridere? Che so cosa agli non c'è? I ballerini che non si vedono proprio! Dietro, e se uno dei ballerini non viene, come si fa? Vengo a fare che non ti preoccupare perché ci hai pensato già, ci sto anch'io qui. Bravo! Ma una cosa è seccata in canna, ma non mi pare perché una cosa a pesca, va? Vabbè, che va pigliare un bel bicchiere alzato. Lo sa, zecca in canna, non posso parlare più, in casa non sta se non parla. E che va Una cosa a pesca, un cazzo in boccia, va? Poi a che stagino scienziati da studiare sono tutto pazzo. Ciao faccio. Ma mi scrive la lettera a che fammi le seme, cavoli. È permesso! È permesso! Posso trasito?
faccio la chiamata e non riceve la risposta. Domandate a chi lui? Oh. Ilan. Oh! Signor, ma che sono sti costi da casa mia con capelle? Uè, ma io vi ho fatto la chiamata gentilmente, ma voi non mi avete risposto. Ha ragione, si discostumate. Bravo, è schistimato. Guardate, ma che volete, sì. Piacevole Dorotea. E la mummia che chiesa. Luisella. Piacere. È la mia scacchiera. Non ci capite chi è che? È la mia scacchiera di compagnia. Sì. Avete capito? Ma volete dire la dama, signor di compagnia, non la scacchiera? Avete ragione, ho sbagliato giù. Ma no, non sbagliate, cioè, diate di scena, che diate trovando, Ecco qua. Ecco qua, mo ce lo dice finalmente. Signor. Io ieri sera ho fatto l'assistenza alla prova generale. Assistenza alla prova generale mi piace sto qua. E volevo sapere se avete fatto la ritrovanza in orecchina che perdò nel porchetto. Non ci capite, che avete fatto, signore, Ho perso un'orecchina dentro il porchetto. Ma come parla che? Tagliamo l'asco. Ma che signor, io non ci trovate niente, avete capito? Perché non è competenza mia, faccio il direttore qua. Dovete chiedere a quello delle pulizie, avete capito? Io non ci azzecco proprio. Oh mamma mia, io mo dove la trovo tutta questa popolazione? Dove la trovo? Avete al mercato dove pesce, signor Odriano, avete capito? Allora che? Allora io me ne vado. Salve voi. Sapete che cos'è? Sì. Vado a pascolare un pochettino. Andate a pascolare, signor, basta che me ne davanti all'occhio mi sta mattina perché non vi supporto già. Ma lo sapete che siete bastantemente schistimati? Ma come? Io ho aperto un monello d'anaros e voi ve ne districate. Signor, ma vi portate un monello d'anaros, ma che ci posso fare? Io sono un padrone rochiano, ma che volete a me? Oh, dite, chiama non sa pigliazza che sta... Lazzaro! Scillo! Secondo me la mia adesso questo mette la sera. Chi ha suonato gli orecchini? Chi ha suonato? E a dove è giunto, direttore? Babbo, mo ce lo metto qua. Non c'è? E mi è venuta? Riccanno su vecchio papuscio sta sempre qua. No, signore, non ancora. Meglio così, perché l'ha già data una brutta notizia. E che notizia? Voi che pensate che si va a parlare? Devi sapere che lei voleva essere fittata una casa qua vicino. Sono chiudato un proprietario, non c'è stato modo da poter avere. Un marito e una moglie, tu pazza. E che già fa? Io ho fatto tutto il possibile quando poi non ha voluto essere. E mi hai pensato una cosa, mi sai che faccio? Mi scrivi una bella lettera. Bravo. O dire una bella foglia nella penna. E in coppa sto tavolino c'è sta tutto quello che fa sempre. Bravo. E quando viene c'ora, hai capito? Vabbè, scrivi. Emma, mia bella Emma, mia cara Emma. Mia cara Emma, ho fatto tutto il possibile per fittare la casa. Punto. Virgola. Ma non ci sono riuscito. Virgola. Punto. Spero che sarò da te compatito. Punto. Punto e virgola. Stasera ci rivedremo. Ama sempre il tuo vegeto, vivo, sempre. Amen. Gaetanuzzo. Gaetanuzzo. Volete dire Gaetanone? Che sta? Hai visto quando la capa non c'è stato? Che è successo, non Gaetano? Invece compatito ci fatto compatate. E che ne so, una salatella con 2 cipollucce e 2 puparulette. Basta mo. E mo ci dico a voce, che diavolo mi ha da mangiare? E bravo, anzi, ci Una cosa tengo. non c'è. E quando tu ti mi potricare? E quando può tricare? Quella è nata un po' che ti ha cominciato con certo.
fa piacere ci dici che sono dal proprietario di casa e non c'è stato modo di avere la casa. I soldi della carenare a mare non ha già buttato niente. L'ha già capito, ce l'ha già riuscito, Allora io sai che faccio? Me ne pago tra un quarto d'ora. Vabbè. Quando la capo non ci sta, hai visto quando la capo non ci sta? È successo, Morongheta? No, ma no, te ne piglia, non c'è, tappare un po', che siamo rimmeroppi, Grazie. Ha fatto splendido, ma mi sono sorda in mano. Va. Non mi chiedo con c'è a proposito. Che è fatta la cosa per scuba? Sì, sta qua, ma la c'è messo in coppo tavolino. Ma non c'è sei squagliato. Voi veniate, Ma che piace, fa che le samusce sana, che a proposito, vedi che ieri sera è stato trovato sto regina a mezzo di porchette, capito? Pure una signora, poco fa, una cosarella là, o gli trovato, Però mi raccomando, facete dici come è fatta e poi giurate, non giurate prima perché sennò, capito? Va buono, Io state vado tranquilli. dentro. Nudi da dietro, tutti nudi! Direttore, ma come tutti nudi? Ma non sapevano a preparare? Ti fatta un po' che hai fatta tu! Ma tu parli sempre! Sono io diretto! Anzi fai io diretto! Chi lo Stefano ma tu? Ma stanno vedendo! Nudi da dietro! E si è messo. Ma però è bella, sto qua. E mo a dove metto? Mo metto in testa gatto, Buongiorno signora, sapete se è arrivata la prima ballerina? Buongiorno, chi se n'è nata? No, non è venuta ancora. E allora potrei attenderla sul palcoscenico? No, sul palcoscenico non si può andare. Giusto, allora potrei attenderla qui? Come volete voi, capo potete aspettare. Se volete vi potete pure aspettare. No, grazie, io sto sempre all'impiedi. E facete come vi piace. Signori miei, lasciatemi aspettare un po'. Ho fatto una carriera da casa fino a qua. Signora, chi ha detto Anna? Un momento, lasciami risciatare. Io sono un po' vecchiare. Signora, è un po' vecchiarello. Dopo, che lo parlano? Si è aspettata a Nannetta. Allora, io volevo sapere, quando si fa la vertenza di un oggetto valoroso, a chi si bisogna fare domande? A chi si bisogna fare domande? A chi si bisogna fare domande? Che state dicendo? Signora, avete perduto qualche cosa? Sì, signora. Ieri sera mio marittimo Gaglianino mi portò a questo teatro e mi prese un bel porchettino al primo piano. Quando si lettano, infoscato con la mente, perdò il ricchino dall'orecchio, senza che me ne accorgiò. Signor Camarate, sì. L'avete trovato? Sì, signore, noi abbiamo trovato il Però, signor, ma vita prima ricerca come è fatta? È giusto, è proprio giusto. Dunque, Eva. Scusate, Eva mo chi è? La sorella vostra? La sorella mia. Io non ho sorelle. Che la Ma sai? mia ha fatto solamente a me. Meno male. Dunque, Eva è la circoscrizione. Un bel cianfo di cavallo. E nel mezzo del chicchietto non c'era una bella pietra di Dio te la manda. Dio te la manda. Signor, volete dicere diamante? No, in pulito si dice Dio te la manda. In italiano lasso. Che volete fare? Lei non lo sa. È ignorante. È ignorante. Vabbè, ignorante. Comunque, vedete, si è cristian. Signor, ma che sarà morto? Pigliate tutto così. È lui. È proprio lui. Mo vengono fatte Giulia, date a Giulia quelle che ti scesi, a Cesare quelle che ti Giulia. Scusate, signor, mo chi so chi state due? Erano due fratelli, gente di Roma, si spartevano le cose, gente di antiquariato. Mo mi aspetto una bella mancianza. Signor, ma pigliate con un cefalo? Ecco qua, queste sono 2 livore. I cicori. Grazie. Ma come curioso qua. Ma questo è il palcoscenico. Quello è il palcoscenico. E posso trasire? No, signor, sul palcoscenico possono trasire solo quelli della compagnia. Si tratta qualcuno estraneo e io pago la multa. E va bene, allora io me ne vado. È stato buono. Gentilissima signorina Emma. Ma che fate qua? Attendevo voi. Concetta? E comandate? Sono giunte lettere per me? Sì, signore, una. Soltanto una? Ma che si chiede? Questa è la prima ballerina. Questa è che le galliere si ruballavo perché il bello figliola. Schistite. Schistite non puoi.
Ma che sei scambiata? Che la ieri sera pareva una fata. La verità, di mattina, non troppo mi piace. Gli sa nessuno che la lingua. Mi si propone una scrittura per la Grecia senza anticipo. Dovrei essere pazza. Ma cosa dite? Ma quale Grecia? Voi non dovete più lasciarci. Al pubblico le vedeste una celebrità e al mio cuore un palpito. Oh, ma voi mi mortificate, mi adulate troppo. No, io non vi adulo, voi siete nel cuore di tutti. Alla faccia! Scusate, ce l'avevo con me. Signor, stava zitta. Signor Antonio, mi permettete? No, ma dove andate? Mi lasciate così senza una parola, una sola parola che possa dare un raggio di speranza al mio povero cuore. Signor Antonio, devo dirvi soltanto due cose. Per vostra regola io non ammetto più aberrazioni per amore, poesia e platonicismo. O vivere con l'arte mia, o trovare un uomo che voglia sposarmi. Le adulazioni, le belle parole non fanno per me. Molto bene! Ma curavo con te, Sì, signore. Signor, ma sta zitta, ma facete inquietare. Signor Antonio, vi saluto. Ne parleremo stasera, signorina Emma, ne parleremo. Che ne ha fatto l'uovo? E lasciatela stare. Ma l'ha avuto proprio con voi. Me l'ha già accorta. Ma guardate un poco, guardate. Ma chi ve la dà tanta confidenza a voi? Non sapete che siete proprio brutti. E lavare proprio una balla e baccalà. A me baccalà. Signor, va trattato. Schistimato. Hai ragione che non ci sta cadendo il mio marito. O se no, stava sera di zanna. Lazio, musci, mammifero. Ma io scherzeggiando e chi vediamo balla e baccalà. Ma non mi conosci. Addio scorticata. Stata va buona. Ci vedremo, ci vedremo. Tu mi conosci. Tu non conosci a me, tu non conosci a me. Questo povero bravato di un'età. Vieni che abbiamo fatto già tanto. Molto senza. Me, concetto, è cominciato il concerto. No, signore, mo stanno provando una mimica. E che non ha cominciato a fare? E allora tre, vedevo il pugnale di mo. Ma venite sono venuto o no? E piccano stanno a cappone, e qui. Ma dico io, a quest'ora si arriva. Diretto amo che stiamo al capo. Io non sto prendendo come amo. E andiamo a prendere la vestia. Diretto, abbiamo sbagliato. Sì signora, a nascere bene. Ma già mi magari come No, ma avete sulla calza, e a brea. Ma Teresa, ti sei scettata nervosa stamattina. E non ne parlammo proprio. Non ne parlammo proprio. Ma che succede? State zitta, che la con due vecchio tanto, viva nell'elefante. Concetto. Comandate, diretto. Ma mi pigliano una cosa frescombare se è seccata la da culo, ma mi piace. Ma piglia una tua cazzo in bocca. No signor, si squaglia, mi squagliate qua. E come piglia? Piglia un bello chinotto, va? Ma che se ti senti una Poi la gialla scienziata che non si possono dire candy. Non sarà mai troppo tardi. Mamma mia! Diretto, racconta. Ma la va già raccontato! E se disse... Disse chi? E se che tu scombinate che tenga a casa! Ma io se ma va tutto nata! Oh, piccere, la piccere. non fa Stasera ti portiamo con noi. No signor, non venga nessuna parte perché vi mi buttate dopo la mala strada! Sono una buona figliola! Non fa pensare che ci ama a divertire. No signor, uno Dio, uno marito! Ma non pensa proprio. Ya stasera ci andiamo a ballare il trocatello. Otro candele, non otro candele! Ma non ero santo che li belli giù! Bravo, proprio là. E babbo, venga, veloce dare, se non ne dà nessuno perché sennò cavetto, tu quando è vecchia, capito? No, A mamma lei! E meno male uno di uno mai. Diretto. Ci fa vedere che ballo come se fosse Oh, bene, non va capito buona ieri sera. Ma qual è? O vuole lunch? È fatta la moglie. Vedi punte? E uomo, e giù, e sì.
c'è? E mi è venuta? Sì, signore. Le dite niente? No, non ha già avuto tempo, perché che? Sei messa a parlare con un giovinotto? Un giovinotto! Un giovinotto? Oh, frate! Ma qua, frate! Chi veramente era uno che si voleva artigiano poco, però essa l'ha mannata. Ah, beh! Non c'è? Mi fa piacere da chiamare un momento. Oggi pazienza, hai roba di riala. Come prima che mi ha messo un sordo in mano. Ma qua sordi, per una lira! Ma quale lira? Ma lira! Poi ce ne stanno a casa, no signora da essere quella! Non voglio mai uccidere la pure un chiaro. Ah, era serrito qualche motivo. Soltanto che bella campo di una prima ballerina. No, ora te la sta pesando in campo un anno. Che non ho già pesato per mezz'ora. Che è? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. No, 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 no. Dentro! Dentro! Sì, 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 sì. Sciocca! A me! Ma vedi che devo stu coso, ecco qua la signorina, tutta per voi. Emma, mia bella Emma, mia cara Emma. Finalmente mi fate vedere. È bene la casa? Ci pare che mi va bene, appena mi ha visto mi ha salutato. E muccia cara, non è stato possibile fittare la casa. Un proprietario è pazzo, è la moglie più pazza di essa. Quando sono chiuso per ci parlare, si sono appiccicati e si nemmeno voleva buscare pure. Adesso come si fa? A me quella casa mi piaceva tanto. Ebbene, mia cara, ne troveremo un'altra. Va bene, non ne parliamo più. Vuoi niente? Vorrei... Desideri qualche cosa? Delle paste! Delle paste! Vado io stesso. Ti piacciono i cannolà siciliani? Sicuro? Allora il tuo gatianicchio ti compra il canolicchio. Guarda là, mi sei già lì, mi sei bullata, la già mannata che lì tu. Guarda il manà con l'occhio, voi due, guarda il manallo. Nicola, tagli le mani da là. Mi senti? Nico, ti crei a mano l'occhio. Pazzo. E prima si chiesta bene, aglio che è venuto. Dico io, a quest'ora si arriva. E voi siete la professionista, sì. Si dà schifezza del professionista. Io sono professionista che stongare il 7 a mattina, canti. Ha lasciato un bucato in da pignata, e fa solo un coppo Non ti permetterei mai più di rivolgerti a me così. Non mi sembra di averti mai dato tutta questa confidenza. La prossima volta ti metto a dovere. E soprattutto, ricordati che io sono la carcioffa. Ma che spritta il sapore della carcioffa? La carcioffa? Cammini. E si capisce che tieni giù e me. La scopica va sotto là. E capite muovere a te, capito? Mamma mia, non mi fare più i camminare per tutta Napoli. Non sono stato capace di trovare Lucancre e Nicola Cuvietti. Sono io che in viso 17, sì. Esce un vecchio più vecchio, visto con una sproccola, ma ne tira di questa maniera, che non me lo faceva, buscava tutto. Però questo è il teatro del fondo. Ah, Emma Carcioffa, qua sta scritturata. Fammi domandare a essa, va. Viene, vorremmo sì che lei è pronta. E la prima donna sa da far spruzzare. Buongiorno, belle donzelle. Scusate se vi importuno, ma per caso una delle due si chiama Emma Carcioffa? No, io sono Ernestina. Ah, Ernestina. E io Ernestina. Molto piacere, io sono felice. È felice che, scusate. Ah no, che sono felice. Oh, come sono felice, no? È il mio nome è felice. Ah, però che nome buono. È bello uomo. Scusate, ma per caso una delle due conosce un certo Nicola Covierchio? Come no? Lo sai, Covierchio. non sto. E come non sto fare un teatro, ma poi si chiama
domenica. Ma c'è scappato finalmente, ma capite qua? Ma avete mandato qui un bisbicio a stetta, nato un po' come facciamo a buscare. Queste sono azioni che non si fanno. Mio caro signore Sacci, perché volevo sapere un nome all'indirizzo mio. E poi nel modo che me l'avete chiesto, mi avete fatto mettere paura. E sono stato costretto a dire una cosa banale. E quindi alzante da, che tenete la cantina? Una camicia bianca. Sentite, venite un momento con me, Ah, dove? dall'avvocato mio. Un tempo che dite che sei stato presente alla pizzica che ha giocato con mia moglie, che mi ha chiamato Borca, baccalaiolo e poi me ne potete dire. Ma non è possibile, mi pare che mi metta a fare un testimone, sa pure la cosa, ma è orecchie migliaia, purissimo ma passa nuoia! Ma io la casa, se volete, va avuto per 40 lire al mese. Ma senza fare un testimone! Ma c'è un testimone? No, non se ne parla proprio! Ma pure lì? No, io a casa non voglio manco si parla per senza niente! Siete vecchi papu? Uè! Piccoli in bambino! Ehi, dico! Un testimone a me! No, signore! E tanta faccia, tanto cammino, metto una lanterna a mano per tutto Napoli, fino a che non accogliamo queste case mucchiere, ci ha giacuto tutto dopo. E tu fai tutto ricco, e vieni con me! Vieni con me, le minacce fai sempre per... Che poi, mucchiere ma che sta parte? Anche se siamo trovato a coppo di 5 tribunale, io sono rovinato, dove mi posso nascondere? Mi nascondete voi? Ma ci siamo quattro volte, che si mangia un macino! La gente, Cristo è pazza! A chiave stasera. Ah! Vi ho trovato finalmente. E questo ci mancava, poi... Signore, io sono stato in vicolo Santa Teresa numero 80, ma là invece c'è stato un palazzo, c'è stava una cantina. Adesso mi dovete spiegare a me perché mi avete mandato in una cantina. Mi verità la combinazione, va a mannare che essere in una cantina. Vi siete sbagliate, signora. Io dissi 180, non 80. Non è vero, siete un bugiardo. Ma quando che tenete? E sono calzini bianchi. Venite un po' con me. Ah, dove? A farmi da testimone da mio avvocato. Ma non se ne parla proprio, signore, mi dispiace. Ma voi se volete, io la casa ve la do per 20 lire al mese. Sta bene a finire che me l'hanno loro sono a me per far pigliata. Basta signore, Ma signore. altrimenti perché donna sarò capace di fare qualunque cosa. Ah, morta di sciarpe! Ma mi lascia andare! Oh, ma mi dovrà dare questa a capo! Marito! È bravo il signor Felice, mo stava facendo pure il ballerino. Mannaggia miseria, non sapevo! Oh, zitto, santo, fattasci tutta la crema fuori! Non sapevo, no? Sali che pure il Che non ti va a fornire di sbagliate, signora! Il signore sa perché io sono venuto qua! Non faccio niente per l'arma vostra! Andate a venire con me! No, No, con me! No, con me! Ma che mi credete, sta mia sono marcata! Ma pare che ha ragione, in teatro non si può gridare! Usciamo fuori! Guarda, sto fuori me ne pure! Andiamoci fuori! Oh, Pugliero! E che si mi tocca io su a Cina! Arrivate. E me ne devo scappare! E da venire con me! Andate a venire con me! Signore, con me, andate a venire! Aspetta, andate a venire con me! Andiamo! Moglie infame! Sono stata tradita. Oh, ho trovato questa lettera che dice che il mio marittimo non poteva fittare la casa a una certa Emma. Oh. Possibile? Voi siete la moglie di Colaco Vecchio! Ma qua come? Sai tu? No, è la moglie di Francesco Stoppa. Ma questo, mio marittimo, si chiama Gaetanino Papocci. Gaetanino Papocci! Gaetanino Papocci! Io mi devo separare. E voi mi farete da testimone. Io lo faccio a voi e voi lo fate a me! E pure E a me! Mardala vorria tenere, pacciaranella, o sposi a sposa, come la connala per me e per te. Coppate e tuffata, marda di razza, tu perdi grazia, vieni a rapire. C'amore facile, un po' difficile, se già succederà, succederà. C'amore facile, un po' difficile, se già succederà, succederà.
una luce della infuocata e sola, calude a neve da piantata a te. Sta faccia bella, sotto il lenzuola, spasa per l'asta che vorrei vedere. Vorrei nascondermi quando passasse, per fare sangue con questo e te. Amore è facile, tutto difficile, se te succederà, succederà. Amore è facile, tutto difficile, se te succederà, succederà. Una cunnulella, ninna picciusa, faccia due favole, vuole mamma. Sora Vavella, con l'occhio in fuso, canta Lucandra, Michele e Ma. Notte in silenzio, detta sincera, tue braccia stringermi, vorrei a sentire. Amore è facile, tutto difficile, se te succederà, succederà. Amore è facile, tutto difficile, se te succederà, succederà. Amore è facile, tutto difficile, se te succederà, succederà. Amore è facile, tutto difficile, se te succederà, succederà. Cancellieri, buongiorno. E che giornata che stiamo? Poi vedi che si fanno le 5 da lavoro. Sono scucciati, fanno sono scucciati. E non un momento! Che facete la passa? State zitto! Ma che situazione è questa? Voi, Giacomo, stai qua? Servo vostro, eccellenza. Sta folla fuori che non si può passare. E questo che cos'è? Ma perché l'avete fatto un poco tardi stamattina? No, lasciamo stare, Giacomo. Tenga la capa che mi va a pollare. Ci fatta una buttata sana. Chiara, io e quella povera infelice di mia moglie. Ma figliato, no? Addo, sono 3 giorni che te ne rubo. Una casa arrovutata e una preoccupazione di un pensiero che non puoi credere. Figurati che io tengo 7 figli veri, ma non ho avuto il piacere di avere un maschio. E ti assicuro che mi farei correre assai se avesse una tua femmina. E mi già lasciata la casa. E sa che l'una stanno tutte le parenti là. Vabbè, può essere capita una buona notizia. Giacomo, ma tu tieni figlia? Quattro maschi, l'eccellenza! Guardate un po'. Un semplice usciere, 4 maschi. Presidente del tribunale, 7 figlie femmine. Ma che pazienza, che volete fare? E comunque mo' già lasciato dritta la cameriera mia, che appena mi chiama una figlia, mi volesse a dire e mi facesse sapere se ha fatto maschio o a femmina. Se è femmina, Giacomino, parola d'onore, te la regalo a te. La vogliate con una cacciutella, ma che dici, eccellenza? Tu mi gridi, il suo corpo è spino, ma non vorrei tornare a casa. Ah, no, oggi non è proprio possibile. Oggi teniamo la causa non felice a sciambocca sulla sparta da capo, che? Hai ragione, è che mi è sfuggito di mente, la capo sta da parte. E allora lasciami accagnare la camisa che poi venire qua ci ha fatto una corsa e sono una zuppa di sudore. Andiamo. Giacomino,
Che dici, un fa o masci? E a sta voce, lui è così sparato. Sei nata femmina, a regalo a te, a regalo. Ma chi sapesse proprio a capo e... Scusate, è qua che si fa a casa del padrone mio. già, ci chiamo un padrone tuo. E plisso sammo. Qua che si fa a casa, sono vicino a un uomo vostro, direi che si sta in la lista di testimoni. Io sono Rusella Paparella. E io Michele Pascone. Michele Pascone, Rosella Paparella, si di testimoni, aspettato per loro. Grazie. Ma siete qua, voglio venire. Parlando per campo, parlando, che io posso presidente. E mi dai assettato per loro. Là, animale, La buca lasciata, no, la buca mi avete lasciato, qui non l'avete visto, non l'avete visto, chi le risse, che scorpo ne va. Ma chi? La buca di mugliere. Ah, Don Anselmo. Ma perché voi non vi ricordate l'ultima volta che mi ricerca ancora? Tenete il coraggio mi chiama marito impossibile, la buca a me, marito impossibile. Ma che si fatto? Ma se oggi solamente t'azzarda, ma guarda, ma i grupugni rompa! Vieni un po' che silenzio, là sto presidente che sta cagnando la cammina. Scusate signor cancelliere, non lo faccio. Cancelliere, questo non è il cancelliere. Ma no? Chi siete? Io sono l'uscire. L'uscire? No, allora mi raccomando a voi, io a quella donna non la potevo sopportare più. Se vinco questa causa potete chiedere anche a me. Venite a cama, che teatricella. Quello è un semplice uscire. Che non può fare. No. Quello sapete che fa? Quando viene il presidente dice fate loco, fate loco. Pure sto cielo, ma io non posso fare proprio niente. Va, che non può fare niente, ci mette a cucire i fatti miei. Ma chi l'ha chiesto lì? Ma vedi quanto è brutto, non parla a buttare gli gnocchi. Ma che faccio? Sta nervoso. Sta nervoso. Ma guarda che la mugliera vostra, che ha fatto? Non benissimo. Allora, venite a casa. Accomodatevi. E mi raccomando, che inizia la causa, fate silenzio. Ci mettate voi? Certo, qui l'avvocato vostro. Signor, fate i fischi, fa molischi, fa sannesteggia. No, mi piace le tutto. Sannesteggia. Signor, lascia sto mandrillo vostro. Ma bocca, Marito vostro sta là. è venuto l'infame. Salutatela. A chi? A moglie vostra. Lo faccio pazzo, che lei mi ha fatto passare che lupo come ti ha salutato e fai? No, Don Felice, voi se la salutate fate capire che lei è la birbante della situazione, da capire? Ah, dite bene! Allora, mo la saluto, no? Bravo. Don Felice, Ma lo sai, date di là, guarda. Io faccio capita per colpa, sì. per colpa all'asta. Date, faccio un fatto di nome, capito? Come tu vuoi stare a passare per candine. Oh, cara signora Malia! Mi fate passare pure io. Già sta piacere. Che le è forte. Che le tiene torta e tiene pure un coraggio per la faccia sostenuta. Ma mica assassino, ha pure un coraggio di salutare. Signor, voi non avete a ballare. Cazzo Non dovete parlare. Quando uno saluta bisognerebbe rispondere. Don Felice, non parlate questo. A me ce l'ho questa, avvocato. Io ce l'ho con una persona che stamattina ha già salutato e che lei non mi ha risposto. Se sapeva non la salutava. Ma io non tengo scende facci commettere tu, hai capito? Signor, non aprite la botta. Faccio capire. Non aprite la bocca. No, ma io non parlo qui, no? Io ce l'ho con una persona che si sta comportando ridicolo. Passate C'è ridicolo poi. Sono ridicolo, va Ah, chissà che se ne crea a non vi preoccupare, facetela parlare, poi vedete che accusa poi io. Accuserete una puttana a coppa, chi sto io. Prego, da questa parte. Don Gaetano mi sei. Don Gaetano, la gente diceva che voi non venivate, i ciaggiaritti, quello Don Gaetano è galantom, o galantom. Don Gaetano ricordate porco e baccalà. Mi pensi giusto a voi. Mi tangate per la capo, Don Felice. E quello mia moglie mi vuole lasciare, mi vuole fare causa, capite? A me che me ne premo? A me non me ne preme voi. No, a me di questa cosa non me ne preme oggi, ma forse me ne premerà domani. A me non me ne preme né oggi né domani. Ma è bellissimo, anche venite, ma già stavate a posto. E stiamo in indagine. Venite. Non spingete! Vicino alla buca. Qua mi devi vedere. Don Gaetano, mi raccomando, purché baccalà io. E tengo voi mi Don Gaetano, accontentatemi. Io poi mi tolgo l'obbligazione,
vi ho preparato una cosetta, una sorpresina che vi farà molto piacere. No, dici che cos'è? E non lo so, non ti può dire. Tu fammi un buono testimone che poi non ti preoccupare, ti mando finire a casa. Dice che cos'è? E non ti può dire. Chi sta in mezzo pazzo? A poco c'è tempo assai? Ancora qualche attimo. Ti devo dire una cosa. A me. Arrivate, non vedo. Devo dire una cosa all'avvocato. Ma uscite fuori? Oh signore qua. Ma con Mocco? Come? Mocco loco. Ah, Mocco, chi Mocco? Non uscite fuori, siete qua. Oh signore qua. Loco a Mocco. Mocco a te, Mocco a me, Mocco a figlio, ma come parla questo? Dico non uscite fuori, siete qua. Oh signore, sto qua. Vabbè. Ditemi, forza. Dunque avvocato, vedete di accomodare l'affare mio con mia moglie, quello mi vuole lasciare, mi vuole fare causa, capite? No, e come mai? E per causa che gli capita una lettera in mano che io scrissi a una giovane donna. Ma dico io, no, alla vostra età non ti dà lettere qua di cielo. E che volete? Sono errori di prima gioventù. Non l'anno era la prima gioventù. Voi sapete che ho padre. Pure o padre. Ma non vuole che lui si sposi. Ma perché mi fai povera via, tenga a papà? Ma non vi fate ridere, per favore. Allora sto mica del uno. No, ma lei per niente. Perché un nonno che sto bene veramente perché io lo conosco. Avete visto? Dove avete conosciuto? Noi siamo amici, ci vediamo sempre fare un museo, ci vediamo. Qui non va a passeggiare. No, ma che non è che va a passeggiare, che sta rindo un museo, capito? Sì, quelli gli piacciono i putti e il numismatico. Bravo, proprio vicino ai putti lo incontro, mi piace. Perché a ogni domenica mattina faccio, salite una scatolella di cristallo così. Io scherzo, non mi dà siete un maleducato Dai, forza, che dai. ma come me ne cavo? La verità, mi facette una mazziata numero uno, io sono bucai, Ma attento. ma attente, sono stato 2 giorni a letto che sull'accia che non lo posso muovere. Ma vi prego, avvocato, non dite niente a nessuno. Che succede, avvocato, che succede? Oh, ma tanta mugliere! Abbiamo pregato. Ok, no, udimmo che scacca a coraggio, c'era tutto quanto, Ti siamo un metro a carina. Siamo tutti Napoli ai 36 casali. Prego signora, da questa parte si accomodi. Grazie. Ma morto un gaetano, Un'altra preghiera. ma vuoi pigliare da voi? Ma perché vostro? Oggi è il turno mio. Ma che turno vostro? Devo parlare con l'avvocato. Ma con Mocco. Loco Mocco, siete un maleducato, state zitto. Devo ora a Mocco loco. Dite, non che dite. Questa è quella Bruna, la bella Bruna che io scrissi la lettera che mia moglie trovò. Ah, questa qua. La già congiaita, non ci da preoccupare. Come vi pare, Molto simpatica. Ah, signorina Emma. E chi se l'aspettava che ci dovessimo incontrare qui in un tribunale? Pazienza. Ecco che cosa significa fidarsi troppo degli uomini. Degli uomini sì, ma in questo caso vi siete fidata di Mandrillo. Ok, dai, ce l'ho cucù. Uno appena sente dice mandrillo, subito capisci che siete voi. Uno appena senti dice rango tango, subito capisci che siete voi. Avvocato come va bene in capo. Ma non riesco a capire come una donna si possa innamorare di lei. In casano. Egli disse che voleva sposarmi ed io a questa lusinga non guardai né l'uomo, né l'amante, né il mandrillo, ma il marito. Il marito? In questo caso avete guardato il marito di una donna. Voi siete un imbecille. Io sono l'imbecille! L'avvocato! Signori! È suo presidente se sta cagnando la camisa. Chi sei ora che sta cagnando sta camisa? E comunque questa parola me la pagherete. Ve la pagherò come mi pagano tutte le vostre parole. Io con voi non mi posso mettere perché siete una donna. Mandatemi qualcuno della vostra famiglia e ne parleremo. Va bene, e allora vi manderò mio fratello. Benissimo. Mandateci proprio vostra sorella. Ma come viene in capo? Da chi sta? Fate la carità! Fate la carità, un povero ciecato che ha perso la vista e l'occhio non mi posso fare! Ma siete un affare serio, sapete? Voi parete che ciecato fuori chiede che cercano la Ma morte! quale cecate alle cose? Mi sto guardando a Kelly, sacci che le quando sono poco, quanto è terribile! E che fa? Fruzza! Ah, che è una mongola! Aspettate, no, vi sparto, prima io! Qua, prima io! Tras, e lei lo capirlo. Che vuol dire? Non ci pigliamo un caffè! Aspetta dalla dretto. Allora, uscì! Che lei è un testimone mio a carico! Se a discarica. Dunque lasciate di scaricare! Ti abbascio un po' a scaricare, qua non può stare. Perché non posso stare? Devi stare combinando che la mattina. Ma che significa? Allora noi i testimoni ci mandano a me telegramma la mattina, quando venite al tribunale, ma mettete voi un fracca a cravatta bianca.
Come si trova bene? Gennarino, la letta, senti da là. Cuccia là, cuccia qua, cuccia. Fatelo accomodare. Ma voi adesso cosa vi siete messi in testa? Da sto Lazzarone sta vicino a me. Lazzarono. Quando mai avete detto queste parole voi, Lazzarono? Sapete voi che le casava chi sta? Ariosta al piede perché è istruito. Non dai da, chi le sa può fare lo schiaffo? Vedi che sa, mi misteri pare. Gennaro, senti, tu devi dire che lo schiaffo fu talmente forte che a mi ti ha tutta la faccia, capito? Ma volessimo una scantina, un cuscino, la colonnetta, ma insomma spostati, che poi ti cipolla che appessi. Signore, il presidente sta cagnando la camisa, abbiamo capito? Ma puzza di cipolla! Ma allora questa è mancanza di educazione, mi riguardi, scusate, ti ho detto che è persona mia. Ma quello puzza di cipolla! A che significa? Allora poi testimone a madre e una maluta che gamba, prima veniva ci una sciacquateria. Come si trova bene? Oh! Hai sgridato la veduta, hai sgridato. Ma pure voi, avete anzi. Putta di cipolla, non putta di cipolla. Vi girate da quest'altra parte e non lo sentite. Ma il profluvio! Signore, puzzate. Prego, da questa parte. Accomodatevi. Ma chi è questo? Il direttore del teatro. Il direttore del teatro. Allora, Don Gaetano, gli chiedo se mi può testimoniare a mio favore. Mo ce lo dico. Signor direttore, una preghiera. A me? Sì, grazie, una cosarella. Faccio un voi, vado tranquillo. Direttrice. Sentite, vedete quella donna col cappello dietro di voi? Quella è mia moglie, io mi voglio dividere. Mi volete fare da testimone così io la lascio e sono solo. Poi rimanete solo. Non vedo, mi ha chiesto, se dopo rimango solo. Ma non siamo... Già cagnate pensiero, non vi preoccupate, grazie. Non devo lì. Io l'ho detto prima! La corte! Ma l'ha già fatto pure io! Ma Susi, da sempre a chi assegna! Ma trova si mugliere ma figliata! L'udienza è aperta! L'udienza è aperta. Alan! Pascone Michele! Pascone Michele. Pascone Michele. Pascone Michele. Signor Presidente, Michele Pascone non ci sta. Ma che non ci sta presente, non ci sta. E come? Dopo 3 volte che vi ho chiamato e non rispondete. A chi chiamate? Chiamate Pascone Michele. Io mi chiamo Michele Pascone. Rimane la stessa cosa. Che colpa Ma è tutto stessa va cosa? per te. Amore, guarda bravo. Basta! Alan! Rosella Paparella. Rosella Papanella. Presente. Emma Carciò. Emma Casciop. Non mi importa, se torna. Gennarino Fasulillo. Gennarino Fasulillo. Gennarino Fasulillo. Gennarino Fasulillo. Signor Presidente, mancano i fasulini. Ma che fa? Insalata, che fa Solino? Che fa? Sta qua, si era un attimo addormentato. È svegliato. Aspetta, pare che ce l'hai con me, aspetta. Ehi, dici presente. Presente! Ma non Carmine è cagacciato! E mo con chi mai ci piglio con te? Ma ti compagni che vengono a fare un servizio insieme, no? Tu vedi che mi sono dormito. E mi vuoi dopo, non mi fa fare la brutta figura con chi l'hai dato? Ma qua compagni! Allora vedi sta voce. Basta! Alan! Dorotea Papocchia. Dorotea Papocchia. Non è venuto ancora! Sta cucinando certe patate. E salutata a Merla! Ti servirò? Alan! Gaetano Papocchia. Gaetano Papocchia. Non lo dire più, sai? Gaetano Ti do uno Papocchia. schiaffo! Gaetano Papocchia. Presente, sto qua io! È presente, sto qua e non rispondete, siete sordo. No, signore! E allora perché non rispondete? Ho risposto adesso! E dopo 3 volte che vi ho chiamato. Sì, signore! E allora sapete in caso come stanno aspettando la parola? E te vuoi l'uananza che non venga qui. Ma cagare è l'opera di... Non mi sa che non ho... Ma che fai, sorprendete sta? Alan! Giuseppe Mezzapalla. Giuseppe Mesapalla. Giuseppe Mesapalla.
Sebbene Savalla! Brigati, non andate a Lucca, perché mi metti sconno un nome mio. E allora come faccio a regolare? Come faccio a chiamare? Chiamatemi Joseph. Signor Presidente, Savalla sta qua! Sei buono scemo. Cammini. Ma la trovata. Signor Presidente, pare che manchi soltanto la papocchia. Va bene. Incominciamo senza la papoglia. Mo faccio, a me mi fa bene o male, comincio senza la papoglia. Lascia, Mi fa bene senza la papoglia. E appena viene la cameriera mi fammi sapere subito se ha fatta mugliare un mascio la femmina. Va. bene, eccellenza. Ma perché non viene la casa da chiamare? Che? Ma queste cucine con le patate. Un po' di silenzio da quella banda! Zanna! Avanti, cancelliere! In nome della legge, eccetera, noi Presidente, eccetera, con sentenza in data del 25 ottobre. Eccetera! Oh, guarda come baci di lei! Azzecca la papoglia! Avanti! Ma se si portando troppo, Autorizziamo la signora Amalia Ciosciamocca, nata Maruzzella, a provare i seguenti fatti. Come mi ha scusare la Maruzzella? Azzecco, quello è il cognome! Ma il cognome deve essere bello. Ma la scusate, è bello gusto! Papoggia! Si capisce, ma porti ti venga a bocca. Ciao. Ah, sta scurendo un rubinetto! Ti dico che sto. Ma che faccio spagnolo? Avanti! Prossima firmata rivira di Chiaio, voi scendete? Sì, ma non c'è più. Che il signor Felice Ciosciamocco, suo marito, voleva farla morire di freddo perché non voleva che il letto avesse tenuta la bottiglia d'acqua calda usata da molti come scaldaletto. Non è vero, lo faceva lei a me! Ma tutti si formati! Ma chi ha ragione, quello è diretto. Avanti! Per causa di questo nacquero mille dispiacenze sempre occasionate dal signor Ciosciamocca, il quale voleva finanche fittare una casa fatta fabbricare dalla signora Amalia a certa gente che la discreditava. Questo poi! A che lo si può che ammorbidire? Avanti! Che il signor Ciosciamocca, non contento di far morire di freddo la signora Amalia, sua moglie, voleva perfino togliere il sonno e per ottenere questo pagava dei saltimbanchi, i quali ogni mattina con carcassa e tamburo facevano tanto rumore che la signora Amalia era costretta di levarsi e non poter più dormire. Non è vero, lo faceva lei a me! Stare in Ma chi sta non schiatta il cuore? Un scambio! Ma volete fornirsi o no? Ma chi è l'avvocato di questo signore? Sono io! E mi fa specie di voi che non gli dite niente! Ma io voi gliel'ho detto! E che educazione è questa? E ve l'ho detto per la prima! E ve l'ho detto per la seconda! E per la terza è giudicata al signore! Bam! Ma faccio scomprare laurea la causa, c'è la cimma lui! Si è fatta la volontà di cena! Mamma! Sei sgonfiato. Ha frenato troppo! Avanti! E il signor Ciosciamocca tormentava sempre la signora Amalia, ora per una cosa, ora per un'altra, e specialmente nell'ora della colazione o del pranzo, ed in ultimo l'aveva fatta priva di ogni divertimento, lecito ed onesto. Eccellenza! E c'è come che sa? È una femmina! La tua femmina sente uno! Ma l'avete capito, eccellenza, ma la porta sta la femmina si chiama Donatella poi! Allora mia mamma! Vada a chiamare, fallo passare, va! Prego signora da questa parte! Signori miei, salutatevi. È mortace, ci vuole che scenda a bassa bosca. Siete miseri in betto, siete miseri. Mamma che scendiamo a basso, te lo becchiamo a te e a Non l'ho detto. E Magarcioff, venite avanti! Non mi può stare il testimone, andatevi! Via! Oh, che belli passi, che belli Non passi. vedo che lo va fuori! Voi siete la Carcioff? Sì, signore. E voi fate la ballerina vera? Sicuro. Bravo! A me mi piacciono tanto assai le ballerine! Io vengo tutte le sere al teatro dove state voi. Ho una poltrona in prima fila. Voi mi venite a me, No, non ci ho fatto caso. Come? Io tengo un binocolo grande così e vi fisso tutta la sera. E quanta uomo che c'aveva sul portone! Comunque, giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Come giuro bello, come giuro Ma bello. lei da fermita, la lei un po' colosa!
Dunque, e che sapete voi di questo signor Sciasciamocca e sua moglie? Signor Presidente, so che sono i proprietari di una casa al Vico Bello. Ah, e voi la volevate fittare quella casa, beh? Certo, perché vicino a dove sono scritturata, con il teatro. Se la regala al suo cazzo. Signora, Al suo Silenzio! Dunque, stavamo dicendo, e poi perché questa casa non l'avete voluta fittare più? Perché i proprietari non vogliono più fittare. non è vero, io non la volevo fittare, era mia moglie che non la voleva fittare. Non me la pure accoglie a me! E sapete niente? Come fa brutto? E sapete niente come questo signor Sciasciamocca trattava sua moglie? No, di questo non so nulla. E non sapete tutte quelle questioni? Tutte quelle questioni? Vuoi che su compagnia No, nulla. Ah, va bene, allora, visto che non sapete nulla, vi potete ritirare. Va bene. E vi raccomando, guardatevelo. Va bene, signori. Se ne vamo a porta! Allora la porta! Cos'è la paparella? Presente. Che ti sta tutto male fa una sana? Venite avanti, venite avanti. Così ricordi che ti facetta la vesta no, non mi tu, La vesta no, della pezza, guarda! Eccomi. E voi siete la cameriera di casa Sciasciamocca? Sì. Bravo, bravo! A me mi piace tanto assai il cameriere. A sto presidente le piacciono tutto quanto. E giurate di dire la verità, cancelliere. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Dunque, e che sapete voi dei contrasti del signor Sciasciamocca e sua moglie? Si appiccicavano, ma... Tutti i giorni. Bene! Ci sto usando sul petro! Non dicete niente, non che adesso devo fare una mossa di piacere. Molte mie Oh, è stu mormorio! È stu mormorio! Ma adesso la volta tu E dunque, e cosa sapete voi dell'affare dello scaldaletto? Ah, lo scarpaletto non saccio niente. Come non sapete niente? I contrasti da chi nascevano? Dal marito o dalla moglie? In verità ogni volta che entrava in una stanza già trovavano che si stavano appiccicando, quindi non lo so l'appiccico da chi parla. Va bene, allora se non sapete altro vi potete accomodare. Grazie. Venite qua. Se ve ne andate a casa di Don Felice, fatemelo sapere, lei 7 figli femmine, ho bisogno di un'altra cammarella. Non dici la no, tu dici la no! Lei parte. Che danno papocchio? Che danno papocchio? Che danno papocchio? Ma ci sta papocchio o no? Presente sto qua io! Ma fossimo sordo! Oh, signore! Venite qua, venite avanti! Volete che venga là? Ma vengi là, che dici? Signore! Venite avanti, venite avanti! Eccomi qua, sono qua io! Vedi, porca e baccalaiolo! Porca e baccalaiolo! Ma chi è porca e baccalaiolo? È questo che mi fa sbagliare! Dici a te chi? Silenzio! Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità! Lo giuro! E con la mano sinistra, giurate! Non si giuro con la mano State sinistra! giurando Non con la si mano giuro! sinistra! Con la Mi mano fate a girare con la mano Ma dici a te, io dico con la Qua dove giurare? Qua! Lo giuro! E coppo con la mano, giurate! Con la mano mi fate a giurare! Giurate! Qua dove giurate! Coppa Bibbio! Lo giuro! Allora, voi andaste a casa del signor Sciasciamocca per fittare la casa? Sì, signore! Ma questa casa non serviva per voi, serviva per la ballerina e per ciò. È fatta affrettata, ma che paga a casa a Boscano! Cosa avete detto? E a Luccani che non vi sento! Signor Presidente, c'è mia moglie là, non vorrei far sentire! Me lo calmo che sta facendo! E a me che me ne importa? E va bene, lo dovete sentire tutti quanti!
quanti vogliono sentire? Allora, voi questa casa l'avete fittata e la volevate fittare per la ballerina Emma Carcioffa? È morta Ciuccio, sì signore! Signora! Sedete! Mamoccia! E che facete loro? Ma mi avete detto sedete! Alla signora, voi siete sotto il giuramento, dovete stare qua dovete stare! Eccomi qua, sto qua io! Qua sto io qua, e state là! Quando andasse a affittare la casa, il suo Sciabocca e la moglie si stavano contrastando. Sì signore! Mo viene. Chi viene? Un burro. Un burro che viene già. È un burro che cazzo? Che bestia. E chi lo porta? Chi lo porta? Un baccalaiolo. Un baccalaiolo! Un baccalaiolo porta un burro. Un baccalaiolo porta un burro! No, la moglie. Ma la moglie! La moglie porta un burro. La moglie lo chiamò morto. La moglie chiama il porco! E chiamò un baccalaiolo. La moglie porta un burro. Ma se può sapere, chi morto sto burro? Ma io morto sto burro! A che ne sacci? Ma io da prima un porco e portato le cave! A me, a lei! A lui si disse tante parole improprie, tanto lui a lei che lei a lui, alleluia a tutte e due. Andiate a assettare là. Grazie signor Ministro. Buon ministro Presidente. Grazie signor Ministro Presidente. Cavaliere Presidente. Grazie signor Ministro Cavalier Presidente. Assettato! L'onorevole Papocchio. E chi mi? Venite avanti. Volete che venga il loc? Che se penso lo marito. Venite signore, venite. E chi mi? Allora, giurate di dire la verità, sempre appresso a me, tutta la verità e nient'altro che la verità. Giurate di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Allora, che sapete voi di questo signor Sciasciabocca e la moglie? Che sapete voi di questo signor Sciasciabocca e sua moglie? C'è di suo papà, Oh, vero? Che ne suo papà? Io dico papà! E l'avete detto voi? Non dovete soltanto dire il giuramento appresso a me! E adesso dovete solo rispondere! Allora, dunque lo dico io! No, lo dico io che sono il presidente, niente affatto, dovete solo rispondere! Allora voi siete un po' cristiosi. Mamma che sta! Signor, rispondete! Cosa sapete voi del signor Sciasciabocca e della moglie? Io non li conosco proprio. Come non li conoscete? E che state a fare qua, signora? Perché voi mi avete fatto la chiamata. E poi, signor Presidente, io sto qua perché mio marittimo mi tradisce una cazzoffa. Ma io non mi sto, perché ho scritto. Silenzio! Oh no! Silenzio, lo dico io che sono alla corte! Ma io sono più corta di voi. E poi, signor Presidente, noi siamo tutti qua per essere giustiziati. Ma abbiate per un boio a chi l'ha la cosa. Signora! Giù le canette! È benissimo! Mi sa io, si voleva prendere il paesaggio. Mi fai la menenza. Allah, ne me mamma, La parola all'avvocato Anselmo Raganelli! Grastole! Si è rotto lo specchio! Grazie! Uscè! Lava conmigo, Dino! Uscire! La troccola! Prego, avvocato! La toga! E prego! Signore capitano! Signore sa che lo cazzunetto! No, non può essere Non può signore! Metti Pure noi ci mettiamo in scuola! Sa canta canzunetta! C'è facciamo canzone! Sto facendo canzone! Ma che diavolo! Che stiamo a trippe, Ma che state dicendo? Avvocato! Qua siamo solo al tribunale! Perché sono mezzo bagaglio, sono solo mezzo tartaglio, so fa tutta sta confusione. Ma facite mo firmone! Ma fateci il favore! Ma che buoni sono questi? Abbiate pazienza, non sono proprio buoni.
signor Presepio vivente, la mattina Natale. signor Presidente, signori Ciucci, giudici e signori della Cotica, della Corte. Qui non si tratta, qui non si tratta di fare la causa, abbiamo fatto un palazzo, di fare la causa per un uccello prima rattata, per un omicidio premeditato o per un furto o per un assassino. Assassino! No! Baiano! No! Ma sono te se no! Mamma di sopra! Ma solo si tratta di una povera mula sventurata. Abbia una vaccarella di una povera moglie sventurata che viene davanti a voi, signor Presepio, per farvi provare con fritte tartufo, con i fatti, le torture che continuatamente le faceva suo marito. Che la canotta pupatella! Perché la cavaglia la creatura! Quello che ha detto la paparella! E la parrocchia San Gaetano! Con quella che la speranzella! E tedeschi! Il papocchia, signor Gaetano! Obbedienza! Uomo impotente! Se spalta la voce, non gaeta! Già degno di fede! Di fede! Cicci! Pasca! Cicci prova che 40 uova la frittata con casa che quando andò per fittarsi la casa trovò il signore sciocco trovò il signore sciosciabotta che si cuccava l'estate che apriva la bocca che si contrastava con la propria moglie e se facevano le parole di dopo. No, il padano fu. E si dicevano delle parole improprie. Questo è vero. Ah, sotto per chiacchiere! La suddetta paparella! Mollare mia mamma! Signor Presidente, scusate, oggi spallato. Ha fatto termina! Ho sbagliato! È la lira, la lingua che si imbroglia. La suddetta paparella è come cacacà come cacacameriera di casa e donna salata salariata poteva dire che sagliamo melone no poteva per coco poteva dire che i suoi padroni non si contrastavano ma no essa venne a dure essa venne a dirci che il signore è fratello tu ce l'hai con me che il signore felice
e sua moglie si cuccavano ogni minuto e secondo. A cosa tu sei un momento? Si contrastavano ogni minuto e secondo. Signor Puzzolente! Ma che so si parole? Come Signor Presidente! Voi che rappresentate la Cesturia! Ma che state dicendo, avvocato? Voi che rappresentate la giustizia! Ditemi francamente, chi è voi non te ne corna? Mia marittima! No, c'è l'ultimo, che da corna da lì, i tante chi? È schiarato Chi di voi non te ne corna di far giustizia? Signor Presidente, sciogate voi! Mamma da... Giudicate voi! La vedete sta figliata? Che fatti mucillo, La vedete sta figliuola? E chi sto viso è innocente? Questo viso è innocente! E non c'è sta... Mannaggia! Mannaggia! Malvagità! E non è colpevole! No, è non è colpevole! Mio marito che voleva pane, c'era se casa cavallo. Io do una pane, c'era se casa Pane e paglia c'è per 100 cavallo. Signor Presidente, non mi recite niente. Già venderà l'assorbente. Canta viene del cago. Ti tengo l'assorbente. Non c'è nulla di spasta. vuole Cassandri problemi? È innocente. Mandiamo la spasso. Perciò, se le dovete dare una pena... Bravo Angelo, ma sta buona. Se le dovete dare una pena... O che le mamma, o che le sono. O che le sia, o che la valgano, o che la solva. Ho finito. Signor Presidente, ascoltate anche qualche altro testimone. Michele Mascione! Ma mica va. Presente! Venite avanti. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro! E voi siete i camerieri della casa Sciasciambocca? Sì, signore. Bene. Cosa sapete voi dei contrasti del signor Sciasciambocca con la signora? Che si appiccicava la sera. Bene. E dell'affare dello scaldamento. Chi è che potete indolita? Un marito o la moglie? Ah, moglie! Signor Presidente! Dai, state zitta che puoi parlare di testimoni! E c'è lei! Che state? C'è come? La figlia della moglie! Ha fatto vasca! No, signore! Ha femmina! No, signore! E che ha fatto? Noi femmina! Signori, mi permettete, devo correre a casa. E a causa capo! Per un'ora è sospesa l'udienza. No, aspettate, signor Presidente. Questo testimone è un bugiardo. Vabbè, quando torno? Se è un bugiardo, apriamo questo fatto e lo mandiamo carcerato! Carcerato! Aspettate, c'è lei! Carcere. Adesso vi dico la verità. Ho scarfaletti in duletto, ma te le giocolerie e facevi tutti i giorni. Tutto si imbroglia, l'ha già fatti! Zitto santo dopo! E la vado a parare! E perché hai fatto questo? È perché non felici, prima che si sposava mi trattavo buono. Ora poi sposato, non mi ha trattato più buono. E ho fatto di tutto, mi fa spartare la voglia. Birbanda! Per colpa sua stiamo perdendo a sto zucchariella, vado la mieta! Amore mio, scusami! E voi avete fatto pace? Non felice, ma vi immaginate che hanno diventato fra 30 e 40 anni? Aspetta, fammici pensare un momento, Don Felipe, ma non ho pensato. Ma va ricordato quando eri piccirille stavo mano a mano? Mamma, dici? Quando una coppia si sparte, si divide, a così, con un capriccio, magari dopo tanti anni di sacrifici per realizzare il loro sogno comune, o matrimonio. Poi, una cosa è niente, tribunale, divorzio, causa,
Infatti non ti voglio più. Le dananza all'ultimo, tu ti carna prestata. Magari se una di queste coppie tiene pure i figli, ma mi dite chi paga queste conseguenze? Loro. Anime innocenti che non hanno deciso di nascere, siamo noi che abbiamo deciso per loro e sempre noi decidiamo di farli vivere nel terrore, perché quando una creatura eravamo padri piccoli sempre, tutti i giorni, cresce nell'infelicità. Quando una creatura cresce dentro la figura del padre o della madre, non può essere contento, magari finge di stare bene, si fa forza mano a mano che cresce, sarà coraggio, ma la sua anima resterà per sempre sfigurata. Amatevi, amiamoci. E se proprio non siete sicuri della persona che avete a fianco, ma non vi scusate. Soprattutto non facete dei figli, perché i figli sono gioie, sono doni che ci regalano patatelli. Vanno sì concepiti, vanno fatti, ma solo se allora possiamo assicurargli un futuro di serenità e amore. Meglio una pugnalata sotto cuore, caponda da mattina sera, caponda da mattina sera. Amore, 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 paradiso e fuoco eterno, si veleno e calamita. Tu sia morto, tu sia vita. Amore, amore. Buonasera a tutti, grazie
pure quando fa caldo. Grazie a voi, grazie. Però senza voi non possiamo fare niente. Grazie, a grazie. Saluto velocemente tutti, il maestro Leo Amendola alla chitarra e a Sciccarino e musica dello spettacolo, Pasquale Ciriglio e Luigi Ciriberto. Ringrazio Mirella Carolina alle luci, ringrazio due amici, io sono in sala stasera, ma io sono attore professionista, però no come noi che giochiamo. Ho in sala Enzo Romano, grazie Enzo Attanasio, è un onore per me. Velocemente voglio ringraziare chi mi aiuta a fare le scenografie perché sono Luciana, questo a me, Giovanni Nardi e Mena Volpe, la costumista della compagnia. Non uscire. Ora vi voglio dire una cosa, lui è mio figlio Samuele. E lei è mia moglie. E ci vediamo alla prossima!